Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Buon venerdì a tutti quanti e in questo venerdì di che cosa parliamo? Parliamo di patologie della vista, ma in particolare parliamo della retinite pigmentosa. Allora ci chiediamo che cosa sia questa malattia, ma soprattutto quali possano essere le terapie e lo facciamo in compagnia del dottor Marzio Chizzolino, direttore dell'unità operativa dell'oculistica di Campo San Piero, ULSS 6 Euganea. Benvenuto, dottore. Buonasera. Il piacere di avere in studio con noi Antonio Ongaro, presidente dell'associazione Retina Veneto Onlus. Benvenuto. Buongiorno a tutti. E il piacere di avere in studio con noi il dottor Francesco Parmeggiano, consulente retinite pigmentosa dell'Università di Ferrara. Voi la vedete come acronimo Unife, ma bisogna sempre spiegarlo perché poi le università insomma ci tengono, giusto? Io sì, in acronimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì. Allora, allora vi ricordo che potete intervenire se volete telefonicamente, se avete dei quesiti, dei dubbi, anche perché poi abbiamo due medici, due specialisti e insomma approfittatene, lo dico sempre. Parliamo di una patologia un po' particolare, no? Che rientra nella casistica delle malattie rare, no? Con in Italia un numero di unità che è di circa 17.000 persone. Intanto vengo subito al nostro presidente dell'associazione Retina Veneto Onlus, presidente Ongaro. Sì. Intanto lei è qui a dimostrare anche che nonostante la malattia tutto scorre normale, si può dire così per la sua vita? Ci dica chi è lei prima di tutto. Allora io, a parte il presidente dell'associazione di Retina, sono un fisioterapista, ho lavorato per 32 anni presso la divisione di reparto di riabilitazione dell'ospedale di Treviso e oltre così ho perso la vista all'età, ho cominciato a perdere la vista di questa malattia purtroppo che porta a cecità all'età di 13 anni. Però non mi sono mai perso, ho conseguito il diploma di fisioterapista e poi ho fatto il fisioterapista laddove ho trovato enormi soddisfazioni con i pazienti perché con la terapia, grazie al dono delle mie mani, facevo star bene tanta gente e questa tanta gente mi gratificava così, dicendomi grazie, sto meglio. Così, insomma. E quindi insomma lei è qui a testimoniare che si può fare tutto, la vita cambia, poi bisogna anche avere però un po' di forza in se stessi, un po' di coraggio, un po' di forza d'animo, perché se no se uno si piange addosso non va avanti. Bravissima, ha detto le parole giuste, non bisogna mai piangersi addosso, tant'è che io al di là di questa attività che faccio anche dello sport, quindi... infatti io le devo dire la verità, perché svegliamo gli arcani, l'ho chiamato domenica e dico sarà a casa, che ne so, tranquillo, no, non mi risponde per molto tempo, dove era, cosa stava facendo, per farsi gli affari suoi, stava? No, ero a fare l'ultima sciata di sci nordico, ecco. Dentro la pista ancora disponibile era dentro Canale d'Agordo, a Cimacomelle, e mi sono fatto 25 km con la mia guida di sci che ormai è 25 anni che mi segue nelle piste così di fondo. No, giusto per svelare, no? Sì. Poi uno dice ma ci vede qua, dico io lo chiamo per vederlo venire in trasmissione, lui stava beatamente sciando. Sì. No, questo è per dare insomma anche una motivazione. 049 49 06 054 se volete intervenire. Allora, parliamo di una patologia rara e degenerativa. E allora, Francesco Parmeggiano, quando sentiamo parlare di malattie rare e degenerative, subito ci viene un po' più di preoccupazione rispetto al resto perché, come una persona possa immaginare, non c'è una soluzione nell'immediato. Allora tutti confidano molto nella ricerca, nella tecnologia, nella scienza. È così? Sì, è così. Parmeggiani. Perché se no assomiglio troppo al formaggio, me lo dicevano sempre da piccolo alle scuole superiori. Detto questo, e a parte gli scherzi, la gente è giusto che confidi nella tecnologia, nella scienza, nella ricerca. Io sono un professore associato dell'Università di Ferrara, quindi ci mancherebbe che non debba dire questa cosa. Però bisogna anche essere molto razionali e freddi nella gestione del paziente e nella gestione dei familiari del paziente, soprattutto quando ci si trova di fronte a bambini piccoli e a situazioni magari abbastanza particolari. Quindi diciamo un approccio corale, nel certo, senso che da una parte c'è il team medico, dalla parte bisogna un approccio corale con la famiglia. Certamente. È una malattia corale. Non a caso, tanto per ricollegarmi a tutto quanto diceva Antonio,
Noi siamo molto contenti che questa piccola associazione Onlus, che si chiama Retina Veneto, sia un po' alla tedesca, stata convenzionata con l'azienda ULSS Euganea di Padova, e quindi il paziente non deve andare a cercare questa questa Onlus nelle sottoscala o in vie strane, è lì di fianco al nostro ambulatorio, nella biblioteca che il dottor Chizzolini giustamente ci ha concesso affinché possano essere fatte queste attività di volontariato, e il paziente si può iscrivere. Quando io raccomando l'iscrizione, proprio per sostenere le problematiche dei malati rari in Italia, in particolare in Veneto, bisogna che l'associazionismo prenda coscienza della propria forza, io dico sempre si associno molte persone di questa famiglia, perché la malattia non è una cosa isolata del malato, è una cosa che coinvolge i familiari e che in certi casi, non bisogna neanche sempre pensare al peggio, non è detto sia così grave come quella che è stata per Antonio. Le forme di retinite pigmentosa possono essere le più disparate, ci sono anche forme molto leggere di cui ci si fa diagnosi a 50-60 anni addirittura. La maggior parte dei casi è una diagnosi che avviene tra i 15 e i 30 anni, ma Antonio è stato particolarmente sfortunato, una forma ereditaria molto aggressiva, e cui la diagnosi è stata fatta sostanzialmente in età, nella prima infanzia, attorno ai 4-5 anni. No, 4-5 anni credo, Antonio, no? Ti avevano già identificato come... Identificato qualcosa, sì, però che è stato, diciamo così, incatenato cosiddetto la testa al toro, è stato a 13 anni che mi è stato detto sì. Questa è la malattia e purtroppo diventerai non vedente. Attualmente Antonio sarebbe diagnosticato attorno ai 4-5 anni, perché ovviamente la sensibilità diagnostica è un po' aumentata rispetto... Sì. Quanti anni hai, Antonio? Io adesso ne ho 62 quest'anno. Ecco, bene, quindi adesso ci siamo proprio fatti gli affari suoi, Antonio, oggi ve lo dico, così insomma. Non è un problema. Non è un problema. Allora, avete capito quindi che si tratta di una patologia, di una malattia che prevede anche una diagnosi il più possibile precoce. Allora mi dirigo verso il dottor Marzio Chizzolini. Come succede che una persona o una mamma, un papà, qualcuno si accorge che ci sono dei problemi? Perché tutti portiamo i nostri bambini dall'oculista per una prima visita, così, però in questo caso qual è un campanello d'allarme? C'è qualcosa che non funziona? Beh, i campanelli d'allarme sono due. Uno, che purtroppo la malattia è determinata geneticamente, per cui magari nell'anamnesi in famiglia c'è stato qualche caso, magari anche dei nonni o qualche fratello, sorella, zio, che ha già la malattia. E quindi i genitori hanno già le antenne tirate su. Ma i primi sintomi sono una difficoltà alla visione notturna soprattutto. I pazienti si accorgono che all'imbrunire hanno delle grosse difficoltà rispetto a una volta, e è un calo del campo visivo importante. Questi sono i sintomi principali che portano alla prima diagnosi di solito. Ci sono poi ci sono tantissime variabili della malattia, quindi ci sono la possibilità di esprimersi in molti modi, e quindi non è detto che sempre siano solo su questi. Ecco, li stanno anche andando in onda i sintomi, dottore, cioè comunque ci sono delle indicazioni in modo che una persona... Comunque quando un genitore porta a fare una visita a un bambino, una visita seria, il bambino viene valutato dalla A alla Z, quindi viene controllato il fundus, vengono visti i riflessi pupillari, vengono viste tante cose che attraverso una visita non attenta possono anche sfuggire. Quindi è importante che vengano visti bene e poi eventualmente nel dubbio indirizzati in un centro dove ci sono degli specialisti che possono fare una diagnosi più precoce. Allora, tra questi centri, perché poi bisogna sempre ricordare che uno è qua perché poi voglia farsi vedere, però facciamo un'informazione seria. Allora, in Italia ci sono pochi centri, uno di questi è Campo San Piero, possiamo dirlo, siete rientrati anche in una rete europea molto importante, ed è bene dare questa informazione, perché alle volte, come lui ha detto, la Onlus la cerchiamo sotto scala, alle volte le persone sbattono la testa e non sanno dove andare, no? Allora tutto, sì. Allora, intanto facciamo un minimo di storia. Grazie alla sensibilità anche del vecchio primario, io sono primario del Campo San Piero da 10 anni ormai, e quando sono arrivato il mio predecessore, che se ho l'opportunità di salutare anche qui direttamente, il professor Steindler, aveva introdotto questo
questo centro per lo studio della retinite pigmentosa, coinvolgendo il professor Parmegiani, che allora non era ancora professore all'Università di Ferrara e che poi invece è rimasto il nostro consulente e ha continuato a dirigere il centro. E quindi è una cosa che parte parecchi anni fa e abbiamo avuto la capacità di concentrare almeno il 90% dei pazienti affetti nel Veneto di questa patologia, di diagnosticarli, di certificarli, perché c'è una certificazione dietro, come vi spiegherà il professor Parmegiani. Quindi, avendo un grosso bagaglio di conoscenze, di tecnologia, perché si è sempre avvalsa della tecnologia di tutto il reparto di Campo San Piero, che come voi sapete fra i reparti di oculistica del Triveneto è probabilmente uno dei 2 o 3 più grossi che ci sono, se non il più grosso di quelli pubblici, e di investimenti da parte dei nostri dirigenti sulla tecnologia per poter essere sempre all'avanguardia, e anche della Regione che ci ha dato dei fondi per poter fare questa cosa qui, e noi abbiamo cercato sempre di rispondere con la nostra professionalità per essere sempre all'apice, al vertice di queste... Quindi siete qualificati nel tempo e nella storia. Da questo è derivato, e questo lo lascerei ma adesso lo devo andare in pubblicità, sì, quindi è derivato... È derivato dal fatto di essere prima riconosciuti come centro Triveneto per la retinite pigmentosa, e poi quindi di essere anche riconosciuti a livello europeo fra i 3 centri italiani che si occupano delle malattie ereditarie della retina. Ecco. Ma quindi, dopo forse adesso noi andiamo in pubblicità, poi continuiamo a parlare di tutto questo e patologie della vista, in particolare della retinite pigmentosa. Noi torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 4906 054. Allora, abbiamo cercato di spiegarvi un po' che cosa succede quando una persona si ammala di retinite pigmentosa, e allora abbiamo capito che ci sono dei segnali, o c'è, come ha anticipato il dottor Marzio Chizzolini, abbiamo sentito parlare di questione genetica. E la genetica, ultimamente si parla di farmacogenetica, si parla di genetica, cellule staminali. Abbiamo sempre questa sensazione che tutto possa in un certo momento cambiare grazie alle famose scoperte. Allora, c'è una componente familiare, una predisposizione nei soggetti di familiarità, quindi, giusto professore? Sì, c'è, anche se la maggior parte dei casi diagnosticati sono casi comunque isolati. In realtà la retinite pigmentosa può essere diagnosticata in un albero genealogico autosomico dominante, quindi vuol dire trasmissione della malattia da padre o madre in figli in maniera diretta con un rischio del 50%, può essere però anche trasmessa in maniera X-linked, cioè legata al cromosoma X, e quindi i maschi affetti e le madri portatrici in realtà più o meno sane. Una nostra recente pubblicazione ha dimostrato anche in Italia, insieme a altri ceppi che erano però di razza asiatica, cinese e giapponesi, che anche le madri di questi pazienti maschi possono avere qualche problema di miopia per esempio elevata, o altri problemi retinici che non sono proprio una retinite pigmentosa ma sono simili, in qualche modo sono una mezza retinite pigmentosa. Quindi è come a un certo punto si mescolano i cromosomi, il cromosoma sano, il cromosoma X sano con il cromosoma X malato, cioè i derivati proteici di questi cromosomi, di questi geni che sono presenti sul cromosoma X, e formano un fenotipo e danno vita ad un fenotipo che in qualche modo può essere considerato un fenotipo miscellaneo tra una retinite pigmentosa e una retina sana, e spesso vengono fuori delle forme di... È una questione dominante? È una semidominante, si chiama, quindi anche le scoperte della genetica non sono poi così semplici da spiegare. E poi ci sono le cosiddette forme apparentemente sporadiche, dove i 2 genitori sono effettivamente 2 genitori entrambi portatori sani, e inavvertitamente facendo un figlio, con il 25% della possibilità, il figlio ha in realtà la retinite pigmentosa, e loro non sapevano di essere portatori di questa genetica, anche perché magari la persona precedentemente affetta in famiglia era di 2 o 3 generazioni prima. Sì. Quindi è ovvio che è particolarmente complesso. E non è uno screening prenatale, magari... Non è possibile uno screening prenatale, ecco, perché non tutto è scoperto e si tratta di una malattia genetica e non cromosomica. Solo per alcune malattie cromosomiche, quasi tutte,
e una piccola parte delle malattie genetiche è possibile lo screening prenatale perché si conoscono perfettamente tutti i geni. La retinite pigmentosa fino a 15 anni fa, mi perdoneranno i genetisti che ci stanno ascoltando, i colleghi e amici che ci stanno ascoltando, era anche denominata la tomba della genetica perché essendo possibili delle mutazioni su oltre 250-300 geni, con le vecchie tecnologie di indagine genetica non si arrivava quasi mai a nulla. Si spendevano tantissimi soldi e non si trovava quasi mai niente. Adesso con le nuove frontiere di Next Generation Sequencing, tecnologie molto avanzate, abbiamo macchine estremamente potenti nella capacità di addirittura analizzare l'intero esoma umano o l'intero genoma umano e anche in relativamente poco tempo. Il problema in questo momento sta diventando interpretativo, ci sono molti pochi professionisti, biotecnologi, biomedici, biogenetisti in grado di interpretare in maniera corretta la grande massa di dati che vengono prodotti da queste macchine di ultima generazione. Sai cosa? Mentre parlava lei pensavo a come la faceva facile Mendel. Per certe malattie era facile, aveva ragione nei moscerini. Cioè. No, insomma, no, l'ereditarietà dei caratteri, no. Non è così semplice. Non è così semplice, no. Come diceva, tipo, pensavo alla fibrosi cistica, come viene facilmente. Ecco, no, la fibrosi cistica è una delle più semplici geneticamente. Quindi pensate dall'alto al basso, come capito, è difficile. Allora, caro Antonio Ungaro, lei è presidente di questa associazione e che cosa fa questa associazione? Così la spieghiamo a casa se c'è qualcuno che la vuole sostenere, la vuole conoscere. Allora, innanzitutto sì, grazie. L'associazione segue questi pazienti dopo che sono stati visitati nel nostro centro qua di Campo San Piero e come diceva prima nell'intervista non sono solo pazienti veneti ma abbiamo pazienti del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Adige, della Lombardia una grossa fetta, dell'Emilia Romagna, della Puglia, della Calabria e della Sicilia vengono nel nostro centro e quindi noi siamo molto orgogliosi di questi pazienti che vengono a trovarci a fare lo screening e tutto quanto quello che ha da farsi. Detto questo, dopo la visita facciamo un colloquio perché c'è gente che è già 2 o 3 anni che viene a visitarsi e vuole conoscere così l'attività che noi andiamo a fare. L'attività che andiamo a fare è quella di sostegno per un campo poi di invalidità, di pensionistica e quant'altro. È un'attività anche che andiamo a svolgere nell'organizzazione. Quest'anno abbiamo in programma di fare 3 raduni. Uno sarà il 19 di maggio e siamo in pista ad Adria, quindi noi, i nostri soci non vedenti, possono venire là e salgono su sulle macchine da corsa, le Ferrari, le Porsche, le varie macchine che sono là così, fanno 2 o 3 giri, poi scendono, salgono su altre macchine. Su tante altre macchine mi metti in difficoltà, non faccio nomi di macchine, sa? Sì, perché dopo l'ordine dei giornalisti ci bacchetta. Va bene, e tante altre macchine di lusso. Sì, ecco. Esattamente. Macchine così. Poi nel mese invece di giugno abbiamo un programma di fare rafting nel fiume Noce, in Val di Sole, scendiamo giù così insomma e facciamo quest'anno i 10 km, capito, rafting. Ma una roba un po' più calma, no? E sciare, il rafting, le auto da competizione. E poi a dicembre invece siamo ospite della Fiera Internazionale del Gelato Artigianale a Longarone, quindi i nostri soci con l'accompagnatore entrano dentro gratuitamente e si mangiano tanto gelato quanto vogliono. Questa è una cosa molto interessante. Poi c'è in programma un'altra cosa che devo ancora testare io, prima così, e sarà in una spiaggia qua del litorale veneziano e guiderò io la macchina e a fianco ci sarà una SUV in mezzo alle dune di sabbia, capito così? Allora proverò io e poi se va tutto quanto bene, le piace? Mi piace così farò coinvolgere anche tutti i soci che vogliono venire insomma così a partecipare e guidare una vettura così avere questa voglia e anche provare diciamo, questa sensazione di guidare una vettura insomma così. Giusto, perché no? Senta, per quanto riguarda poi lo sport, non è che io ho fatto solo sci, così, ho fatto altre attività tipo con il tandem, capito? Sono andato al tandem, nel 2012 sono stato al campionato paralimpico a Levico Terme. Bicicletta quindi? Bicicletta tandem, sì, col tandem. Poi ho avuto un'esperienza anche 3-4 anni fa, io e altre 2 ragazze siamo venuti giù da 4.800 metri col paracadute, insomma, quel discorso sì. Quindi ho provato una roba tranquilla, no? Cioè tipo, non so, una bicicletta, no? Tutti sport che sono un po' adrenalinici, Sì, a me piace questo, così cioè mi trovo calmo troppo così fare la briscola, anche se ci sono le carte per noi in braille, eccetera, così insomma.
come dire così, a me piace un po' così lo spirito, diciamo così. Cioè il vento in faccia, le piace sempre il vento in faccia, sì. L'emozione. Certo, perché io quando siamo venuti giù col paracadute, quando siamo atterrati sulla pista così, che la guida l'ha raccolto il paracadute, e quando siamo poi ritrovati, ho detto, ma scusa, non è che abbiamo preso la multa a venire giù a oltre 220 all'ora in pratica? Tu di no. È così. Ma lei ce l'ha una moglie, una fidanzata, qualcuno? Sì, cioè, ma la moglie cosa gli dice? E la moglie inizialmente mi voleva bloccare tutte queste attività, adesso ormai... Si è fatto il callo. Si è fatto il callo, esattamente. Poi c'è mia figlia che ha 20 anni quest'anno, che grazie a Dio come mia moglie e i miei occhi, quindi mi accompagnano di qua e di là. Poi c'è pazienza, perché poi l'uomo alle volte è anche pesante, dice, almeno faccio sport, almeno mi lascia in pace in casa, non può essere sempre così, vero? Non è così, perché anche lei mi accompagna, quindi così insomma qualche volta cose, quindi coinvolgo anche la famiglia insomma in questa attività. Però le mandano avanti lei, dice prova te, va là, l'ho già capito io, brava la moglie, vediamo come va, vabbè, intanto va così. Allora, poi scusa un attimo, un po' di anni fa ho preso anche il brevetto, visto che mia moglie è di Gallipoli, quindi del sud così, e così ho preso il brevetto di sub, mi ha portato in acqua lei, capito, così, e ho fatto 4-5 volte le sedute varie, fino sono arrivato a 12 metri di profondità, ho preso il brevetto anche di sub. Vabbè, insomma, capito, non c'è limite a nulla, basta avere la forza di volontà. Bravissimo. Io devo andare in pubblicità, ci vediamo subito dopo e sentiamo il dottor Chizzolini. Eccoci qui, siamo in diretta, stiamo parlando della retinite pigmentosa. Allora, avete visto l'avventurosa vita di Antonio Ongaro, allora, presidente dell'associazione Retina Veneto Onlus. Non c'è limite purché una persona lo voglia fare. Dottor Chizzolini, è chiaro che quando si parla con dei genitori si deve fare anche una comunicazione così importante, come fate? Avete un team? Siete supportati anche voi? C'è l'aiuto di uno psicologo? Come vi approcciate? Allora, o anche una persona adulta? Perché, intanto volevo dire che tutto quello che ha detto Antonio fa sorridere, no? Perché dice lui non ha limiti, però la sua tenacia, la sua voglia di vivere, così trasmette già a chi è affetto dalla patologia o chi ha una prima diagnosi la possibilità di confrontarsi con lui, di sapere come è impostato la sua vita, come vive i suoi affetti e tutto quanto, il lavoro, eccetera. Per cui relazionarsi con lui è già uno psicologo da solo. Poi negli anni scorsi abbiamo sempre avuto delle figure di psicologi, anche psicologi affetti anche dalla patologia, che hanno frequentato che appartenevano all'Associazione Nazionale di Retina Italia, che hanno partecipato alla gestione dei pazienti. E poi quindi anche proporre poi queste attività di incontro e ludiche, così serve a dare entusiasmo e adrenalina ai pazienti, ai parenti dei pazienti, e fargli capire che in realtà è veramente, come dice Antonio, non ci sono quei limiti che uno vede, ma si può andare oltre lo steccato e poi vivere in un altro modo. Quindi anche questa ricerca di sensazioni forti ci sta, no? Ed è una cosa importante. Vorrei aggiungere che non devi fermarti alle barriere, così insomma, perché non devi crearti le barriere e quant'altro, così insomma, devi tu lottare, perché così la gente capisce che non è che sei così, perché sei non vedente, così. Di solito io dico sempre che chi mi fa sentire a me portatore di handicap, per me è lui il primo disabile, capito? Quindi io combatto sempre queste realtà, queste barriere, anche oggi in treno così, la pensilina che non scende giù, così insomma, perché dopo ci sono realtà. Ma questo guardi che anche una mamma col passeggino, io lo ricordo sempre, cioè non è un problema solo di una persona che ha una malattia, il problema è proprio, forse l'Italia che deve lavorare un po' di più nella direzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, o insomma ci sono ancora in molti comuni. Certo. Forza a queste associazioni, dà voce a loro che vogliono risolvere anche questi problemi. Quindi sia dal punto di vista di consulenza, di consulenza tecnica, finanziaria, pensionistica, tutte queste cose qua che loro fanno. In più
lui con la sua tenacia va anche a rompere le scatole in giro, nel senso che è un martello pneumatico e si batte per i diritti. Per sfinimento gli si dice di sì, e si batte, vabbè, basta Antonio, vabbè, lo facciamo. Però è un metodo che tutto sommato in tutti questi anni ha ottenuto tanti frutti, e perché lui combatte anche per gli altri associati. Insomma, la tecnica del disco rotto lei la applica secondo alcune metodologiche. Senta, e allora stiamo dicendo... Poi dal punto di vista invece del reparto, come essendo noi centro di riferimento, essendoci tutta una diagnostica di supporto per queste malattie, poi quando questi pazienti hanno delle problematiche di supporto tecnico, magari per vedere di ausili visivi, centro di ipovisione, per essere condotti per mano nella scelta di eventuali ausili o di supporti farmacologici, oppure quando si arriva a dover operare questi pazienti anche delle patologie comuni, oppure quelle connesse alla degenerazione retinica e vitreale che hanno, siamo veramente pochissimi in Italia a poter avere una dimestichezza con dei tessuti che sono diversi dal normale, proprio a causa della degenerazione che c'è stata. E qualora ci fosse bisogno, quindi c'è una competenza specifica anche chirurgica che viene sfruttata, e questo è il mio compito. Oltre a esserci poi un canale preferenziale, essendo centro per il Triveneto di questi pazienti, di supporto, di prenotazione, di ascolto, eccetera. Senta, poi dopo passiamo anche al professore. Si legge spesso, magari quando uno va alla ricerca, no, è ammalato, che ci sono anche delle metodiche per rallentare la malattia, colliri piuttosto che l'assunzione dell'omega 3, insomma, si leggono tante cose. Nella sua esperienza personale? Allora, purtroppo in questo senso le nostre armi sono molto spuntate, però ci sono dei farmaci o degli integratori che possono essere molto utili. In questo caso le suggerisco dal professor Parmigiani, che è il super esperto della patologia medica, di illustrarvi le possibilità che ci sono. In realtà più che esperto io mi definirei un buon applicatore, nel senso che ci sono delle normative importanti da rispettare nel rispetto di questi malati rari, che in una stima un pochino più recente potrebbero essere praticamente attestarsi il loro numero a circa 25.000 in Italia. Quindi io spesso, quando inizio a fare magari lezione, chiedo agli studenti di medicina del sesto anno, del quinto anno, che cosa si intende per malattia rara, e loro rispondono un caso in 100.000, un caso su 1 milione. Effettivamente ci sono le cosiddette malattie rarissime, ma ci sono anche malattie rare che l'Europa ritiene rare e che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene rare, che non sono poi così rare data anche la loro complessità, nel senso che se ci sono 25.000 casi di retinite pigmentosa in Italia, comprese tutte le altre forme di eredodistrofia della retina, quindi la malattia di Stargardt, le retiniti pigmentose inverse, le distrofie dei coni e quant'altro, in realtà sono pazienti talmente complessi da gestire che, come dico io, ne valgono almeno 2,5 milioni, perché è ovvio che io mi occupo di patologie retiniche anche di altro tipo, di edema maculare diabetico anziché degenerazione maculare legata all'età. È chiaro che gestire un paziente con una degenerazione maculare legata all'età in fase anche sudativa, quindi con le punture intravitreali e tutto il resto, è un discorso comunque più semplice e applicabile nella diciamo, routine clinica di tantissimi ospedali, piuttosto che la gestione di un paziente con malattie rare di questo genere. Questi pazienti, in particolare in Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, hanno dei diritti particolari riconosciuti dalla regione, in particolare la regione Veneto, dico la verità, è stata l'apripista di questi diritti, e hanno diritto ad avere gratuitamente alcuni integratori proprio per il fatto di avere la patologia. Ma funzionano? Hanno una certa funzionalità, non in tutte le casistiche, non in tutte le statistiche. Quello che però bisogna sempre pensare che in certi tipi di malattie che sono uniche e irripetibili nel loro caso specifico è molto difficile fare una statistica e non ci si deve basare sull'evidence-based medicine. Cioè, quando si parla di malattie rare, e la professoressa Facchini è stato uno dei primi insegnamenti che mi ha dato, è coordinatrice lei del registro malattie rare interregionale, che include Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria,
Liguria, vado a memoria, Campania, Puglia e Sardegna. Quindi l'unico registro che in Italia ha avuto la forza di riunire diverse regioni e diverse realtà di sistemi sanitari. Queste regioni, poi alcune di queste, in particolare appunto Veneto, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna, applicano totalmente le delibere regionali del Veneto e quindi applicano anche il piano terapeutico. Loro hanno diritto ad avere gratuitamente alcuni integratori a base di luteina, a base di vitamina A, a base di acido deicosesanoico, quindi un omega 3 particolare, che hanno evidenziato una certa propensione a ridurre l'evolutività di questa malattia. Non è che la blocca, ma la rallenta, certo, mettiamola così perché è a casa. La può rallentare, ma anche di 10 anni, perché si legge un po' di tutto. Allora, sia sincero. È molto difficile da definire questa cosa. È soggettivo? È molto, no, individuale. Sì, dico, quindi bisogna fare una terapia quasi sartoriale sul paziente, customizzata, sì, giusto? Perché altrimenti non posso dire la stessa cosa vale per te, no, giusto? La rete europea di cui facciamo parte si chiama ERN-AI. Durante le fasi di accreditamento, perché noi siamo stati indicati dal Ministero della Salute e poi la Commissione degli Stati membri dell'Europa ci ha accreditati in questa rete, eccoli qua, e questa è la brochure che noi diamo ai pazienti. In realtà in fase di accreditamento abbiamo scritto tantissime cose che riguardavano proprio la condivisione della patient-centered care, cioè prendersi cura del paziente condividendo col paziente queste particolari e spiegando al paziente che il suo caso è unico e irripetibile. Noi abbiamo molti fratelli che hanno forme fenotipiche completamente diverse, quindi non è nemmeno solo quel gene malattia, ma anche l'epigenetica attorno a quindi insomma è molto difficile, molto complesso, però insomma la ricerca va avanti, la tecnologia va avanti e poi dopo vediamo con questo occhio bionico, perché poi si sente parlare di occhio bionico, orecchio bionico, organi che vengono ricreati in laboratorio, parti del corpo, e ci riporta ai telefilm che vedevamo negli anni 70-80, tutti quanti. Torniamo dopo la pubblicità, siamo qui. Eccoci qui ancora con la diretta, abbiamo capito quanto sia complicato approcciarsi a questa patologia anche per un ricercatore, per un medico, perché come ce l'ha descritta il presidente ongaro, insomma lui ci vive, ci convive perfettamente, se la giostra, nel senso che dice ma quali barriere, io non voglio barriere, la mia vita è mia, me la gestisco io e la voglio vivere a modo mio. Quindi è molto complicato, abbiamo sentito fratelli che magari hanno purtroppo la stessa patologia ma con sfumature totalmente diverse. Certo. Prima della pubblicità abbiamo parlato di quanto la tecnologia, la tecnica e la scienza possa aiutare questi pazienti. Abbiamo parlato di occhio bionico. E allora, questo occhio bionico com'è? Sono due cose. Dopo il professor Parmigiani vi dirà delle ultime novità che stiamo anche testando verso il centro. L'occhio bionico si intende un microchip elettronico che viene messo, impiantato sulla superficie della retina o sotto la retina in alcuni casi. Qui stiamo vedendo le immagini, sì, che porta le informazioni captate da una telecamera montata su un paio di occhiali a un microcomputer che elabora l'immagine e la ritrasmette poi attraverso l'occhiale, attraverso una fonte wireless, c'è un'antenna che va a stimolare tanti piccoli elettrodi posizionati sulla superficie della retina. Ora, siccome questa malattia è una malattia degenerativa dei fotorecettori, cioè di quelle cellule che una volta che la luce entra nell'occhio va a stimolare queste cellule che traducono l'impulso luminoso in un impulso elettrico che va poi al cervello. Allora c'è la perdita di questo traduttore. Allora con questi microelettrodi andiamo a stimolare direttamente le fibre nervose superstiti bypassando queste cellule che non ci sono più. Questo è il concetto di questa protesi retinica che viene definita occhio bionico, cioè il paziente può percepire degli impulsi luminosi e quindi ricombinarli secondo un certo sistema attraverso un computer che si viene adattato punto per punto facendo dei test ripetutamente e reinterpretare le informazioni luminose così percepite dalle fibre nervose avendo poi una memoria
di quello che lui, perché sono pazienti che... Però anche una condizione sine qua non è quella che ci sia un nervo ottico intatto, che ci sia comunque una retina. Quindi questa patologia, che è la retinite pigmentosa, può usufruire di questo. Quindi non è una protesi o una stimolazione che può essere fatta a tutti i soggetti che sono ciechi, perché presuppongono un'integrità nervosa. Per esempio un paziente che è diventato cieco a causa del glaucoma, in cui il nervo ottico se n'è andato del tutto, non può sfruttare questo beneficio. Allora la Regione ha ritenuto, visto che noi siamo con Firenze e con la Federico II di Napoli, uno dei 3 centri italiani che hanno sia le conoscenze tecniche per poter fare gli impianti, sia il bagaglio di pazienti e le conoscenze scientifiche, ha identificato noi, nello specifico me come chirurgo, ad impiantare questi protesi in questi pazienti, una volta selezionati e trovati i pazienti adatti così. E abbiamo fatto questa sperimentazione, abbiamo trattato 7 occhi di 7 pazienti e poi ci siamo bloccati e stiamo monitorando i risultati a distanza di tempo per vedere. Devo dire che la metà di questi hanno avuto dei benefici evidenti, lo usano regolarmente, altri forse magari per una selezione non perfetta, così meno. Ma che cosa vedono? Perché se uno va a guardare le informazioni, dice c'è chi ha visto qualcosa in bianco e nero, addirittura qualcuno ha parlato in Germania di una visione a qualcosa di colorato. I colori no, però lei deve pensare che noi stiamo parlando di una persona che ha il buio assoluto. Quindi vedere il buio assoluto o ricombinare degli stimoli a diverse intensità che ripercorrono quello che può essere la porta, la finestra, il piatto o la bistecca all'interno del piatto, che sanno che ha una forma, non vedono una bistecca, capito? Però dal buio a non doverci vedere la mano sopra per sentire, perché loro sono molto bravi perché imparano, oppure partire più decisi verso una porta piuttosto che andare contro il muro, è un grosso vantaggio, una grossa soddisfazione. E quindi è tutto relativo a questo mondo, no? Ecco, questo è il grado di qualità che abbiamo potuto proporre ai pazienti che abbiamo selezionato. Con quella strumentazione che attualmente è di seconda generazione. Sì, e vengono ulteriormente sviluppate così. Io non so se questo poi in futuro sarà la soluzione e verranno affinate le tecniche così, perché penso che sia la genetica alla base, la diagnosi precoce, la possibilità di intervenire prima che tutto questo. Però sono tutte cose che contribuiscono sia ad avere anche altre implicazioni tecniche per sviluppare magari, facendo questi interventi molto complessi, a sfruttare sia le tecniche sia il modo di inserire le cose per altre patologie. E quindi garantire un'autonomia migliore al paziente, perché è già più che autonomo, mi sembra, Antonio. No? È un discorso molto complesso che sia in 2, o forse c'è stata anche l'esperienza di Milano, in 3 centri, in Italia abbiamo fatto, e che ci porta al vertice dell'oftalmologia. Pensate cosa, anche un po' di orgoglio anche nostro. Senta, professor Parmeggiani, quindi parlava lui anche della possibilità ovviamente di sfruttare questa tecnologia, questa tecnica, ma allo stato attuale lei che è anche ricercatore, una diagnosi ad esempio preimpianto è possibile? Prima diceva no, è così difficile perché è talmente sfumata e variegata, però c'è una combinazione genetica che si potrebbe osservare. Ci si sta arrivando, ci sono molte aree ancora di grigio, cioè quando noi andiamo ad analizzare geneticamente un paziente affetto, spesso e volentieri un caso isolato o apparentemente tale in un albero genealogico, non è detto che si trovi la mutazione malattia. E non è detto che questa mutazione sia nello stesso allele di quel determinato gene. Potrebbero esserci anche delle doppie eterozigosi, e questo ha complicato ancora di più. Tutte queste cose che si stanno evolvendo molto velocemente grazie a queste nuove tecniche stanno portando a degli oggettivi miglioramenti nelle nostre capacità anche solo di definizione del rischio procreativo, cioè quanto Antonio era a rischio di avere un figlio come lui. Molto poco, perché erano i casi isolati in famiglia, quindi se la moglie di Antonio
per avere un figlio malato doveva essere anche ella portatrice sana di un gene simile a quello di cui era affetta, una mutazione simile a quello di cui era affetto Antonio. Quindi queste casualità, che si verificano più spesso tra l'altro nelle alberi genealogici che arrivano con consanguinità o nei paesi dove ci sono spesso matrimoni tra consanguini o persone che insomma hanno parentela lontana, è una cosa che in qualche modo si sta definendo. Arrivare a dire nella diagnosi preimpianto, e addirittura si è parlato come nella fibrosi cistica, nella scelta gametica, per non far nascere persone con questa malattia, è una cosa che in alcuni laboratori, in questo momento solo privati in Italia, si sta, in Spagna la stanno facendo con più frequenza, in Italia si sta arrivando perché poi lì c'è anche tutto un sistema di fecondazione medicalmente assistita, certo, che è molto più sviluppato rispetto a, no? Come a Salonicco probabilmente ci saranno dei poli dove questo sistema è un po' più sviluppato, chiaramente. Diciamo che tra pochissimo tempo... Poi dopo tempo... ci sarà la legge, la burocrazia, perché poi magari sarà più dominante maschile, femminile, non è poi semplice. si apre il vaso di Pandora in Italia quando si è davanti a queste cose qui. Quello che forse è importante da dire è che tra pochi mesi sarà commercializzata anche in Italia e anche in Europa, quindi la prima terapia genica che a livello mondiale è stata comunque sviluppata grazie anche ai ricercatori italiani, in particolare della Federico II di Napoli, insieme agli istituti universitari di Filadelfia. In questa terapia genica ci sarà la possibilità di trattare una nicchia molto piccola di pazienti, cioè quelli che hanno una mutazione su un gene che si chiama RPE65 e che ancora hanno un residuo visivo. Questa terapia genica sarà la prima commercializzata nel mondo, quindi non si tratta più di ricerca, noi dobbiamo cercare di distinguere in maniera assoluta quanto finora è stato fatto a livello di ricerca e si continuerà a fare e quanto invece è applicabile con una semplice ricetta impegnativa. Sì, del medico di base, voglio dire. L'analisi genetica stessa, in questo momento in Italia i malati rari hanno diritto ad avere questa analisi genetica tramite un'impegnativa del medico specialista, non del medico curante, e quindi non si tratta più di ricerca, si tratta proprio di prestazioni sanitarie a cui loro hanno diritto secondo gli ultimi LEA. Che sono i livelli essenziali di assistenza, ricordiamo, perché poi dopo ci dicono a casa che parliamo in maniera complicata, invece livelli essenziali di assistenza, certo. Bisogna sempre ricordarci che poi no, a casa dobbiamo ben comprendere di che cosa si stia discutendo. Senta Antonio Ungaro, quindi lei ha una vita così eccezionale, giusto? Sì. Che per lei invece è normale, no? Noi la guardiamo dal di fuori così con molto stupore, perché sarebbe una persona, insomma, potrebbe anche sentirsi un po' triste, pensare no, di dover passare una vita senza poter vedere. Ma lei cosa vede? Cosa vede in realtà? Guardi, no, come si approccia alla vita? Come la vede questa vita? Mi piace usare questo verbo perché per me lei vede. Sì. Grazie. Innanzitutto quando io parlo con questi pazienti che vengono là nel nostro centro, in pratica là nella biblioteca, come prima dicevano il dottor Chizzolini, così dico, ma guarda, non è niente, ho provato anch'io così, perché c'è questo tabù psicologico, dicono perché proprio a me è toccato. E allora io faccio dei vari esempi, gioco un po' con il sorriso così, e diciamo l'importante è che noi vediamo con il cuore, che è la più bella cosa che ci sia, insomma, secondo me, quel discorso. E dopo dopo ho detto mai chiudersi dentro in casa, perché sicuramente a parte i tuoi familiari la società non è che venga in casa a prenderti te così, sei tu a farti conoscere fuori e quindi a dimostrare quello che vali nonostante, tra virgolette, l'handicap che può essere la vista, così insomma, e quindi così. Oppure faccio degli altri esempi, dico guarda, io sì ho problemi di vista, però magari c'è quell'altro che ha più problemi perché in carrozzeria non riesce a salire su sull'autobus o non riesce ad andare su sul marciapiede perché non c'è lo scalino, così insomma. Quindi ognuno ha le sue difficoltà, grandi o piccole che siano, esattamente quel discorso, però bisogna sempre affrontarle così insomma. E comunque colgo l'occasione di questa trasmissione perché noi, l'associazione il 6 di aprile, nella sede della provincia di Treviso faremo un'assemblea di cui ci saranno, oltre ai 2 medici qua presenti oggi, saranno altri medici, parleremo di genetica, delle ultime ricerche e così avremo vari ospiti così,
e così. E quindi invito chi ci ascolta tutti quanti a partecipare, ma anche informarsi, perché l'informazione non fa mai male, lo dico io, sono un po' di parte, però insomma. Certo, chiaramente. Senta Antonio, allora, lei che sogno ha? Ma il sogno è di proseguire, diciamo così, questa mia tenacia, con il discorso che diceva prima il professor Parmigiani, con la genetica. E noi collaboriamo anche con la Banca degli Occhi di Mestre, così, che stanno facendo a livello della cornea, così, e di proseguire, insomma, tirare avanti, così, insomma, nella situazione come motivazioni. Io dico sempre non bisogna mai fermarsi, capito? Mai arrendersi. E sì, poi c'è una curiosità, sua moglie come l'ha scelta, no? Perché viviamo in una società in cui l'aspetto estetico, la bellezza conta. Guardi, io mia moglie l'ho conosciuta ad Alleghe, su in montagna. Te lei... che non poteva conoscerla per strada, in pizzeria, sì. al supermercato? No, è la verità. L'ho conosciuta su ad Alleghe, lei lavorava lì in questo albergo, capito così? Noi eravamo un gruppo di un centinaio di non vedenti, siamo andati a fare la settimana bianca. E chi faceva fondo, chi faceva discesa, e l'ho conosciuta là così, e ci siamo conosciuti, siamo innamorati, e da questo amore, diciamo così, viviamo a Treviso, a Silea, è nata Giulia e quindi tutto bene, insomma, così. Lei si è adattata molto bene a quella che è la mia realtà, così, e quindi siamo contenti entrambi. Quindi un cuore paziente sua moglie. Sì. Perché secondo me non c'entra poi che uno ci vede o non ci veda, perché poi diceva, la vita turbolenta, voglio dire, ma un attimo di pace. No, ma un attimo di pace nel centro, così, poi anche devo dire grazie perché io alla mia famiglia tolgo tante ore, così, con questa attività. Ma da tante anche altre cose, nel senso che comunque crea delle persone con una sensibilità diversa. Esattamente, perché io ne parlo sia nella mia attività come fisioterapista, così, come anche quando sono là a Caposapiero, perché l'associazione della Caposapiero è presente durante l'ambulatorio del professor Parmigiani il martedì pomeriggio, il mercoledì tutto il giorno e il giovedì dalle 10 fino alle 16 del pomeriggio. Quindi noi in questa occasione seguiamo questi pazienti e poi da cosa nasce cosa, insomma. Ok, perfetto. Allora, Chizzolini, quindi dove siete fisicamente? Perché magari chi a casa vuole... Allora, l'associazione è ospitata in biblioteca del reparto di oculistica all'8° piano di Campo San Piero. Quando loro hanno chiesto di essere vicini ai pazienti, questa è stata sia da parte della direzione che mia la scelta più appropriata, penso, perché poteva permettere a pazienti che hanno questo handicap di non dover andare a cercare in giro per la città né da altre parti un sostegno e potersi appoggiare a loro. E quindi è con grande orgoglio che noi continuiamo a lavorare insieme. L'ambulatorio per la rete medicamentosa è gestita dal professor Parmigiani e dalla dottoressa Deradai, che sono due medici super specializzati su questo e si occupano solo di questo. Con dei collaboratori e degli ortottisti molto capaci che seguono i pazienti. E naturalmente c'è tutta la parte diagnostica che si integra con la nostra del reparto di oculistica e loro possono utilizzare anche tutta la nostra struttura sia fisica che tecnologica e poi di avere qualsiasi tipo di supporto. C'è una collaborazione, c'è un team, perché poi ripeto... Ufficialmente il centro fa riferimento a me, ma devo riconoscere che le conoscenze specifiche della patologia così, a livello italiano penso che ci siano pochi persone competenti come il professore. Che tecnologia, che scienza, che conoscenza preziosa che abbiamo qui a Campo San Piero presso l'ULSS 6 Euganea. La trasmissione è terminata, io ringrazio davvero molto il super attivo che non si ferma mai Antonio Ongaro, presidente dell'associazione Retina Veneto Onlus, per essere stato con noi. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie al dottor Marzio Chizzolini, direttore dell'unità operativa oculistica di Campo San
Champirous, 6 Eugania, per essere stato con noi. Grazie. E grazie a tutta la ricerca, a tutto quello che insomma porta avanti, al professor Francesco Parmeggiani, consulente retinite pigmentoso dell'Università di Ferrara. Ore 13 termina, vi ricordo che torniamo domani, arrivederci.